Rendete conto? E allora la soluzione è dividere l'Italia? La soluzione è che per realizzare una confederazione, a parte che in Europa l'Italia non ha nessun senso, perché il Parlamento europeo fa le leggi, l'Italia le recepisce e poi le applicano le regioni e le province, quindi il Parlamento centrale a Roma non serve proprio a nulla ormai. Sarebbe meglio essere paesi e regioni d'Europa. Cioè, non so se sapete per caso che il 1° dicembre è entrato in vigore il Trattato di Lisbona e siamo uno Stato unico, non esiste più l'Italia, non ha neanche più la funzione degli esteri, nel senso che è scritto nel Trattato di Lisbona che l'Italia non può fare neanche le cause contro l'Unione Europea, la moneta sarà soltanto l'euro, ci sono scritte delle piccole cosucce sul Trattato di Lisbona di cui nessuno ha parlato, l'Italia non esiste più. Esistono le regioni europee, su questo dobbiamo ragionare, tutto il resto sono cose dell'800 che non hanno più a che vedere, ma siamo nel mondo della cibernetica, dell'internet, abbiamo l'intelligenza artificiale, i robot, continuiamo ancora a parlare, poi cioè, l'idea di mettere insieme la CGIL con gli artigiani, cioè veramente è fantascientifica, questa sì è fantascienza. Allora io dico, può esserci una modifica e una salvezza per i sistemi che sono sani se parte un qualche cosa come l'autogoverno del popolo veneto di cui ha parlato Zaia, peccato che non sa di cosa sta parlando perché non lo può fare la regione come dice la Corte Costituzionale. Noi abbiamo il diritto al federalismo dal 71 e oltretutto anche Del Negro dice che toglieremo le regioni speciali. Guardi che questa cosa non è possibile per legge europea, Carta europea sull'autogoverno, che è anche la legge 289 dell'86. Palmerini, allora diventiamo tutti a regione allora diventiamo tutte regioni a statuto speciale. Palmerini, va benissimo, tutte regioni in un altro mondo, devo fermare perché devo andare in pubblicità. Devo andare in pubblicità. A tra poco. Questo ci farà risparmiare. E su questo non c'è niente da fare, voglio dire. Palmerini prima ricordava, attenzione però, perché l'evasione fiscale sembra messa sempre in una certa maniera che sembra quindi alla fine che si finisca ancora per colpire sempre il nord, quando l'85%, l'80% dell'evasione fiscale è nel centro-sud. Ma abbiamo lo dice l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo il coraggio di recuperarlo? Voglio dire, allora, comunque, prima si diceva uno che ruba 1 euro è meno grave di uno che ne ruba 1 milione. Sul dato di principio uno che ruba sbaglia sempre, poi chiaramente può esserci la gravità o l'aggravante, quindi voglio dire, se comunque al nord c'è l'evasione fiscale al 35%, colpiamo l'evasione fiscale al 35%, certo che bisogna colpire all'85% al sud, ma allora qua ritorna in essere il discorso dell'organizzazione dello Stato, ritorna il discorso delle clientele, ritorna il discorso degli apparati, questo è un altro, dove può essere più facile a fare determinati provvedimenti o metterli in atto al centro-nord piuttosto che al centro-sud, questo è un altro problema, ma non perché il 35% delle imposte evase al nord non debba essere colpito perché c'è l'85% al sud, voglio dire, questo mi pare un ragionamento. È un principio che non può passare. Io non capisco che resistenza psicologica c'è, se uno ruba quasi tutto, non sarà mica sullo stesso piano di quello che ruba qualcosina. Ma sarà questo il problema. Cioè, voglio dire, non è mica un perseguiamo chi ruba, appunto. Non potrà mica essere considerato sullo stesso piano. Il 35% di 1 miliardo è diverso dal 100% di un euro, perché allora, questa è la sostanza. Andiamo Palmerini su un pochino con i dati di ricolfi dell'Agenzia delle Entrate. Non è questione di nord e sud, è questione di evasione fiscale. Guardate che il reddito reale disponibile del sud è uguale a quello del nord, perché ma se abbiamo il 35% di laureati disoccupati al sud, ma cosa dici Palmerini? Sì, peccato che ce l'abbiamo anche al nord i laureati disoccupati, abbiamo le parrocchie piene di gente dobbiamo occuparci dell'Italia, non del nostro paese. Ma ascolti, allora, io non riesco a capire perché una popolazione sana moralmente, anche sulla corruzione, siamo quelli che rubano meno. Il nord-est, i veneti, le Venezie, sono quelli che hanno più titoli di studio e c'è sempre sto piagnisteo del disoccupato laureato del sud e i disoccupati laureati del nord non esistono. Ma li sapete i dati oppure no? Cioè io non ci sto a dire quelli che pagano sempre le tasse, che vengono bastonati, che lavorano, che non hanno i servizi sociali, che rubano un pochino per sopravvivere, devono essere messi sullo stesso piano, bastonati ancora di più di quelli che rubano a man bassa, non lavorano. Ma il principio del furto che è sbagliato, ma cosa stai dicendo? Il principio del furto che è sbagliato, e anche sul pagare le tasse, se le pagassimo tutti, le pagheremmo tutti meno. Piano l'assassino e quello che ti dà lo schiaffetto, non è la stessa cosa. Ma sono due reati diversi, ma il reato del furto o dell'evasione fiscale è uguale al nord come al sud. Uno lo uccidi a forza di schiaffetti,
finanzi. Comunque, colpendo l'evasione del Sud, il problema del bilancio d'Italia è finito, non esiste più. Ma questo sono d'accordo, ma vale al Sud come al Nord però. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria, poi abbiamo ancora un Allora, un momento, Giorgio esprime il dubbio su che le cose siano così, Palmerini ribadisce no, ci sono dei dati precisi, non li può trovare anche sul mio sito. E questo è il punto. Dire anche... Sulla questione di prima, Giorgio dice c'è un primato della politica sull'economia e quindi al di là che l'economia possa arrivare a portare una maggior ricchezza, la politica deve trovare il modo per distribuirla in maniera equa, perché sennò si rischia di avere delle differenze enormi e su questo tema credo che insomma ci sia anche una convergenza generale. Rimane la questione Palmerini di questa manovra che basata sul rigore, qualcuno dice finisce per, come dire, affossare, per vincolare, per bloccare le economie, e questo a prescindere dal fatto che ci sia, come dire, più o meno liberismo, ma proprio su una politica del rigore per quanto riguarda i conti pubblici. Su questo tema lei è d'accordo o meno? Sì, allora intanto mi permetta di dire a quel telespettatore che sul mio sito palmerini.net, www.palmerini.net, trova i dati dell'Agenzia delle Entrate che dice di quanto è l'evasione. Io non ho detto che è più alta, però se facciamo la compensazione vedrà che l'evasione del Sud, dice l'Agenzia delle Entrate, non lo dico io, lo dice l'Agenzia delle Entrate, ripeto, basato su degli studi, questa è del 90% in Sicilia e in Calabria e l'evasione fiscale è del 35% in Veneto e Lombardia, le regioni più virtuose d'Italia. Siamo negli ultimi minuti, sull'altro tema, qual è il suo punto di vista? L'altro tema è questo, le racconto una brevissima storia. C'era un principe africano che quando i suoi cittadini a un certo punto erano senza soldi ha cominciato a farli stampare. Fa da ridere, ma è esattamente quello che hanno fatto gli americani per la crisi delle borse, hanno dato soldi alle banche e adesso l'Europa ha fatto la stessa cosa. Questi stampano un po' di carta e invece di darlo alla produzione reale lo danno alle banche. È forte questa qua, certo che è forte. Beh, insomma, no, è un'assurdità concettuale. Sì, allora è un'assurdità concettuale. Fuori i 700 miliardi di euro che lei ha citato prima. Sono distribuiti su tutti i paesi della comunità europea, sì, ma ciascuno ci ha messo del... Ma cosa c'entra chi li stampa? Li stampa la Banca Centrale Europea che non ha l'oro, signori, sono pezzi di carta. Se li avesse stampati l'inflazione sarebbe al 10%. È il tema del signoraggio, forse anche qui bisognerebbe un attimino documentarsi. Comunque voglio dire, se i soldi li stampi e li dai alla produzione reale è anche una buona cosa, perché rincentivi l'economia, ma se li dai a quelli che ti hanno fatto le bancarotte, quelli che ti hanno fatto le truffe finanziarie, non è una bella cosa. Quindi questa è la sua posizione. Siamo agli ultimi minuti, velocissimamente.